Assessore Valerio Mantovan, Festa del Cinema, siamo qua nel padiglione Veneto. Lei sta portando delle cose interessanti, delle scuole che hanno fatto degli audiovisivi, una regista polesana che abita all'estero. E quanta soddisfazione, quanto impegno e quanta responsabilità. Sicuramente tanto impegno ripagato da tanta soddisfazione. Oggi infatti parliamo di 7 progetti, 7 cortometraggi realizzati prevalentemente dalle nostre scuole, quindi dai nostri studenti in collaborazione con i professori, i docenti, ma anche professionisti e associazioni, e poi affronteremo dei temi che trattano della società attuale con una regista polesana d'eccellenza che porterà anche la sua esperienza, visto che comunque vive all'estero. Mancano 4 giorni alla fine del festival, può già fare un bilancio. Voi avete come Regione Veneto portato veramente tante eccellenze. Un suo bilancio? Allora, siamo all'82esima edizione, questa è sicuramente un'occasione dove poter sfruttare questa vetrina internazionale per far conoscere quelle che sono le varie eccellenze del territorio anche dal punto di vista delle iniziative. Sono state tantissime le attività che si sono tenute in questi giorni e che si terranno sino al 6 settembre. Oggi infatti avevamo delle associazioni del Polesine che sono state ospitate dai colleghi Corazzari e Cestari, ma ne vedremo sicuramente molte altre. Sicuramente questa è un'occasione per mettere in risalto tutto ciò che di buono ha il Polesine in questo caso, visto che parliamo di Polesine, ma soprattutto il Veneto.